muore dopo il parto in casa. La procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia al vaglio. La posizione lavorativa delle 2 ostetriche, l'ipotesi potrebbe essere quella di omicidio colposo. Trovato senza vita l'escursionista veneziano di 67 anni che ieri non aveva fatto rientro a casa. Il corpo è stato recuperato all'alba dopo una notte di ricerche. Per più di 50 anni si spaccia per cieco senza esserlo a scoprirlo. La Guardia di Finanza di Vicenza, oltre 1 milione di euro indebitamente percepiti, nei guai un 70enne. Allarme furti, sabato scorso a San Giorgio delle Pertiche un 14enne si è trovato faccia a faccia con i ladri che stavano provando a entrare nella sua casa e li ha messi in fuga. Dall'addizionale IRPEF alle multi-utilities fino ai rumor sulla possibile giunta, Stefani, candidato presidente del Veneto per il centrodestra, lancia a ring il servizio Veneto contro bulli e baby gang. Ieri alle 22 si è chiuso il voto online per l'approvazione delle liste dei candidati del Movimento 5 Stelle. Da oggi inizia ufficialmente la nostra campagna elettorale, dice Marco De Blasis. Orto botanico, stilato il nuovo piano di gestione quinquennale del primo sito UNESCO di Padova. Il piano fotografa interventi e trasformazioni a partire dall'anno di iscrizione nella lista del patrimonio mondiale. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Iniziamo con la cronaca, questo telegiornale. Intanto una bambina è morta dopo il parto in casa. La procura intanto dispone l'autopsia, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. La piccola è nata domenica a Borso del Grappa alle prime ore del mattino con un parto in casa come desiderio espresso dalla famiglia. Nell'abitazione ad aiutare la mamma 2 ostetriche sulla cui posizione sono ora in corso accertamenti e che non risultano appartenere al personale del servizio sanitario pubblico. Poco dopo la piccola ha accusato delle difficoltà respiratorie. Immediata la chiamata al 118. Sul posto in una manciata di minuti è intervenuta l'ambulanza di Pedemontana Emergenza. Le condizioni mi riferiscono che fosse in difficoltà respiratoria con del sangue alla bocca. Adesso io non c'ero, quindi non ho bene idea di come fosse la situazione. So che è stato fatto, ho avuto modo di leggere il verbale, eccetera, quindi è stato fatto tutto il possibile. È stata stimolata, aveva ripreso il respiro, è stata aspirata, assistita con ossigeno, quindi tutto quello che c'era da fare, e attivato l'elisoccorso come da prassi. La piccola è stata subito assistita dai sanitari dell'elisoccorso che l'hanno trasportata assieme alla mamma in ospedale. I nostri professionisti, quindi il SUEM, sono arrivati, la situazione era già difficilissima, comunque la bambina è stata presa in consegna dai nostri e hanno fatto qualsiasi tipo di tentativo, però la situazione era già difficile. Comunque ecco, la vicinanza alla famiglia e il dispiacere profondo che abbiamo, ecco, per questa morte di questo minore è chiaro che è grande. Le condizioni della bambina, che presentava uno shock emorragico, sono precipitate quasi subito. Alle 9:36 è stata ricoverata in rianimazione neonatale ed è morta alle 11:15. Dall'ULSS sono partite 2 segnalazioni. Una segnalazione all'ordine delle professioniste, delle ostetriche, perché anche l'ordine deve valutare ovviamente un iter, e naturalmente abbiamo fatto il Treviso in procura e poi sarà il magistrato che decide. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti ed ha disposto l'autopsia sulla bimba per accertare le cause della morte. L'ipotesi più probabile di reato potrebbe essere quella di omicidio colposo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno identificato le ostetriche in casa al momento del parto. Cosa sia accaduto lo dovranno stabilire gli accertamenti disposti dalla procura. Il parto in casa, dice il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, non è vietato, ma è sempre meglio recarsi nei presidi ospedalieri. È chiaro che partorire in ospedale dà la garanzia che, in caso dovesse succedere un problema, là ci sono i medici, c'è la rianimazione, c'è l'anestesia e quindi c'è la sicurezza, ecco, di essere, come dire, soccorsi subito in caso di difficoltà. Abbiamo sentito la sindaca che ha parlato con la famiglia, sentiamo dunque le sue parole. Sono momenti di dolore, una tragedia immensa, quella che ha colpito la famiglia della piccola morta dopo il parto avvenuto in casa. Lei, la quarta figlia, una gravidanza, nessun problema. Nulla ci spiega la sindaca che ha parlato con i genitori che facesse presagire una cosa così grave. Non c'erano condizioni per pensare al peggio, ma successivamente la situazione è precipitata con un'emorragia da una parte di una vena congenita, quindi è una cosa che
poteva succedere anche se il parto era stato fatto in una struttura ospedaliera, un ospedale. La mamma aveva scelto di partorire in casa anche le altre 3 figlie e tutto era andato bene, così come era stato tutto perfetto fino al parto. Le ecografie, le visite, tutto perfetto, anche perché sappiamo benissimo che le donne possono partorire liberamente in casa, assistite logicamente da ostetriche, ma devono aver avuto prima una gravidanza eccelsa. La sindaca si è poi rivolta a quanti sui social hanno preso di mira questi genitori che stanno affrontando un momento doloroso della loro vita. Quello che mi fa, ma veramente lo dico con il cuore, mi fa ancora più arrabbiare vedere quello che scrivono i social, che ho letto prima, addirittura denunciare i genitori per un ma è una scelta che ognuno può fare e non è niente da condannare, assolutamente. Quindi veramente prima di scrivere qualcosa pensateci sopra veramente e non infierire contro le persone, i genitori che stanno già passando un momento forte e doloroso. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte della piccola, per i genitori una malformazione congenita che l'ha strappata all'amore della famiglia. Ancora la cronaca, è stato trovato morto l'escursionista veneziano che non aveva più fatto rientro a casa, il corpo recuperato all'alba. Arsiero è stato ritrovato senza vita alle prime luci del giorno, l'escursionista cercato dai soccorritori dopo che non aveva fatto rientro a casa. Il 67enne della provincia di Venezia aveva lasciato detto ai familiari che aveva intenzione di dirigersi sul Monte Cavioio, ma poi non aveva più dato notizie di sé e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Scattato l'allarme, è stata subito individuata l'auto dell'uomo, ancora parcheggiata alla partenza degli itinerari nei pressi della chiesetta di San Rocco. Si è quindi mossa tutta la macchina delle ricerche con soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, protezione civile. È intervenuto anche un elicottero dell'aeronautica militare dotato di un particolare sistema di rilevamento di segnali telefonici. I droni dei vigili del fuoco si sono alzati ed è sotto cima neutra che è stato visto uno zaino e più in basso il corpo senza vita. La salma è stata così recuperata. Si fingeva cieco quando non lo era, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza un 70enne. Finge di essere cieco per più di 50 anni. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza denunciano un falso invalido per truffa ai danni dello Stato. L'uomo ha percepito indebitamente per oltre mezzo secolo indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al €1.000.000. La Guardia di Finanza di Arzignano è stata impegnata per più di 2 mesi nelle indagini e nel pedinamento di un 70enne, titolare dal 1972, di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. L'uomo è stato ripreso mentre compiva senza aiuto e con grande disinvoltura diverse attività, tra cui il giardinaggio o l'acquisto al mercato di frutta e verdura che sceglieva dal bancone pagando in contanti con denaro scelto dal proprio borsello. Il quadro probatorio è stato poi consolidato dalle risultanze della perizia eseguita da uno specialista. L'autorità giudiziaria ha quindi rinviato a giudizio il falso cieco, accusato di aver ingiustamente sottratto risorse pubbliche destinate al sostegno delle fasce sociali più deboli e realmente bisognose. È stata infine eseguita una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200.000 euro di proventi illeciti, pari alle rendite indebitamente percepite dal 70enne nell'ultimo quinquennio. Giuliano Velo di Fontaniva è stato ucciso in Spagna. La polizia sospetta un'esecuzione per droga negli anni 90. Era stato ritenuto legato alla mala del Brenta. Freddato a colpi di pistola e abbandonato in una zona rurale di El Cantal, a Lorca, in Spagna, Giuliano Velo, 67enne padovano, ritenuto un ex affiliato alla Mala del Brenta, potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti legato al narcotraffico. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla Guardia Civile lo scorso martedì. Pochi minuti dopo, a 15 km di distanza, è stato rinvenuto un secondo cadavere di un marocchino con precedenti per traffico di droga, nascosto nel bagagliaio di una Peugeot bianca, sempre con ferite d'arma da fuoco.
Giuliano Velo, originario di Fontaniva, viveva da qualche anno in Spagna in una casa di campagna dove coltivava mango. Nei primi anni 90 il suo nome venne legato all'ex Mala del Brenta e venne coinvolto in alcune indagini venete su droga e contrabbando. Nel 2011 fu arrestato in un'indagine che portò al sequestro di 2600 kg di marijuana e fu condannato a 8 anni di carcere. Nel 2017 venne fermato e poi rilasciato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Giuseppe Nirta, esponente dell''ndrangheta ucciso a colpi di pistola nel sud della Spagna. Ora la polizia spagnola sospetta possa essere legato ad una rete di criminali operanti tra Veneto, Andalusia e Nord Africa. Con la cronaca ci spostiamo a San Giorgio delle Pertiche, un 14enne mette in fuga i ladri. E mio figlio, che appunto era giù, ha sentito dei rumori, pensava inizialmente fossi io perché erano le 10:15 della sera, proprio l'orario in cui io, quando monto dal turno del pomeriggio, torno. E in realtà poi ha capito nel giro di pochi secondi che c'era qualcosa che non andava, e quindi è uscito dallo studio, si è trovato in zona giorno con le torce puntate dal serramento e quell'altro, insomma, che invece colpiva il vetro. Pochissimi secondi, tanto è durato il tentativo di furto di 3 ladri che alle 22:16 di sabato sono entrati in una villetta di San Giorgio delle Pertiche. A raccontarlo è Deborah, che in quei minuti stava rientrando dal lavoro. A mettere in fuga i ladri è stato il figlio, che ha solo 14 anni. Lui ha acceso la luce e ha urlato di andarsene, insomma. Loro sono scappati e poi mio figlio ha urlato al padre di scendere, che c'erano i ladri. E siamo rimasti stupiti tutti dal suo coraggio e dalla freddezza, il sangue freddo che ha mantenuto, ha agito proprio distinto. È normale che poi quando scende un po' l'adrenalina del momento si realizza un pochino tutto e quindi un po' la paura anche di stare dentro casa propria c'è. Il ragazzo stava giocando in videochiamata con gli amici, non era solo in casa. Al piano superiore il papà stava addormentando la sorellina di 3 anni. Un tentativo di furto iniziato qualche attimo prima, quando in 3 erano balzati nel giardino, come si vede dalle telecamere. Uno faceva da palo in mezzo al giardino, un altro sul serramento fisso che ho, che dà proprio alla zona giorno, puntava la torcia dentro e guardava che non ci fosse nessuno, e il terzo, dopo aver controllato altre finestre, si è messo insomma nello scorrevole che dà proprio al portico dalla mia zona giorno a battere probabilmente con il martello e scalpello sul vetro. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri, un'esperienza difficile da dimenticare per i padroni di casa, che allunga il numero di furti in provincia. Giovedì scorso trovarsi a faccia con i ladri era stata un'anziana di Albignasego che aveva urlato per la paura con quanto fiato aveva in gola. Apriamo la pagina politica, dall'addizionale IRPEF alle multi-utilities, dalla formazione delle liste ai rumor sulla possibile giunta. Pochi giorni dall'investitore ufficiale di Alberto Stefani, parla a Ring, intervistato da Ferdinando Avarino. È qui che ha lanciato il servizio Veneto contro bulli e baby gang. Io nel mio programma amministrativo, lo posso anticipare, ho proposto Servizio Veneto, che è un vero e proprio campus dedicato per 15 giorni in cui i ragazzi possono fare esperienza con la protezione civile. Ospite a Ring, Alberto Stefani lancia la sua proposta per contrastare disagio giovanile, bulli, baby gang. Il sociale del resto è la priorità del candidato presidente del centrodestra, che su questo sembra intenzionato a investire buona parte delle risorse. A tal proposito non pare esserci preclusione su un'eventuale introduzione dell'addizionale IRPEF regionale, un tabù per Luca Zaia. Prima di arrivare a mettere l'addizionale IRPEF si debba fare un ragionamento sugli effetti del federalismo fiscale. Soltanto dopo si possono fare altre valutazioni, e sicuramente si deve tener conto in ogni caso del fatto che ci debba essere una no tax area che deve essere mantenuta nel corso del tempo. Altro punto, quello della gestione di ambiente ed energia. Anche qui sembrano non esserci pregiudiziali, anzi
Come si può fare anche un ragionamento sulle multi-utilities e quindi cominciare a studiare il bacino unico del Veneto. Assolutamente. Perché tante non... altre regioni hanno studiato dei modelli simili, ma quantomeno per quanto riguarda il bacino unico, e poi si potrebbe pensare anche al gestore, ma quanto riguarda il bacino unico, che è questo ente, diciamo, anche questa è molto importante, potrebbe portare dei grandi risultati al territorio con una realtà forte sull'energia in Veneto. Vuole parlare di temi, Stefani, che pure torna sulla natura dell'accordo del centrodestra e sugli ancora futuribili equilibri di giunta. Smentisce che sia già definito il numero, la suddivisione degli assessorati qualora lei vincesse? Assolutamente sì, poi è chiaro che faremo le valutazioni sulla base ovviamente del risultato elettorale, sicuramente del fatto che la Lega già esprime il candidato presidente. Insomma, per l'esecutivo c'è tempo che invece non c'è per la formazione delle liste, dove è corsa la sopravvivenza. Il messaggio è chiaro. Sicuramente agli uscenti sarà data ovviamente una posizione, l'opportunità, poi ovviamente è una possibilità perché i posti non li decido io, nel senso che sono 9 i posti in una lista, così come nelle altre liste, e quindi nel momento in cui hai un numero enorme di consiglieri uscenti non è che ci stanno tutti ovviamente dentro i 9 posti. Io adesso non mi sto minimamente occupando di queste dinamiche, essendo impegnato ad affrontare le esigenze dei veneti, e quindi io mi occupo di questo, voglio occuparmi di questo. Iniziata oggi ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, ieri la chiusura del voto online alle 22. Il Movimento 5 Stelle ieri sera ha terminato le votazioni online delle proprie liste sul portale e i propri iscritti hanno dato prova di partecipazione dando fiducia alle liste proposte. Il Movimento 5 Stelle si affida nuovamente alla consultazione popolare per l'approvazione delle liste dei candidati alle prossime regionali del 23 e 24 novembre, proposta che viene accolta da 1146 votanti contro i 208 no. I nostri candidati sono tutti candidati autorevoli del territorio, che hanno avuto anche delle esperienze di amministrazione sul territorio, e questo insomma è se vogliamo il nuovo percorso che il movimento sta affrontando sul territorio veneto in particolare. E per questo siamo, ripeto, fiduciosi per il proseguo della campagna elettorale, che praticamente inizia da oggi. Su 4.498 aventi diritto, 1.354 le persone che domenica hanno partecipato al voto online, con un'affluenza del 30% che viene letta dal movimento positivamente. E se andiamo a vedere chi ha votato, sono esattamente, o insomma circa, le persone che sono attive sul territorio, nei gruppi territoriali che sono nati 2 anni fa e che effettivamente lavorano sul territorio. In attesa dell'arrivo dei leader 5 Stelle in Veneto a sostegno della candidatura di Giovanni Manildo, tra tutti il presidente Giuseppe Conte, il movimento è pronto a fare la propria parte all'interno della coalizione. Abbiamo fatto un percorso di coalizione che ci vede su questo piano per la prima volta in Veneto. Diamo fiducia a Manildo, che riteniamo che sia una persona che sia capace di raccogliere un po' le istanze più larghe possibili dei cittadini veneti. Manifestazione della CGIL a Venezia contro il nuovo codice degli appalti. Sicurezza e legalità non si negoziano e soprattutto i diritti non si appaltano. Sono 2 degli slogan lanciati dalla CGIL del Veneto, che dopo non aver sottoscritto il nuovo protocollo sugli appalti della regione ha manifestato in presidio a Venezia davanti a Palazzo Balbi. Per il sindacato occorrono norme più vincolanti, perché diritti, legalità e sicurezza non possono essere sacrificati in nome del profitto. Non va bene il fatto che non si scorporino dai costi, che poi vanno al ribasso, i costi per la salute e sicurezza, oltre che quelli del costo del lavoro vero e proprio. Questo è il punto principale. Non va bene che non si metta mano agli appalti a cascata, perché non si sa qual è l'azienda finale e cosa succede in quell'azienda finale. Ecco ad esempio le voci di alcune lavoratrici in appalto nel settore sanificazione in ospedali delle province di Padova e Verona. Più c'è crisi all'interno, perché ce n'è tanta nella sanità in questo momento in Veneto, e più viene scaricato sui lavoratori più fragili, che sono quelli in appalto. Gli appalti sono sempre in ribasso e quindi sempre meno soldi.
E lo pagate voi il ribasso? Sì, con il nostro lavoro, con la nostra forza lavoro, con turni sempre massacranti. Alvise invece lavora in impiantistica stradale. Ci sono degli appalti a cascata che vanno a perdere appunto nella sicurezza, nella qualità del materiale, perché anche che lì dopo si lucra, e anche nella conclusione dei lavori. Proprio la qualità stessa del lavoro sempre fatto a risicare sempre di più. Oltre all'applicazione per tutti dello stesso contratto nazionale di lavoro, la CGIL chiede misure più severe per la sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo la percentuale, come in tutta Italia, degli infortuni che si concentra sugli appalti. Qua stiamo parlando della Regione che per appalti pubblici intendiamo tutti i lavori, certo edili, ma anche tutta la parte che riguarda sanità, le mense, le pulizie e gli appalti di manutenzione, quindi tantissime risorse anche economiche. Parliamo dell'Orto Botanico di Padova, stilato il nuovo piano di gestione. L'Orto Botanico di Padova è la storia della sua università. È il primo ortobotanico al mondo, fondato nel 1545 e diventato patrimonio UNESCO nel 1997. Ha visto una forte crescita dal 2014, quando sono state inaugurate le nuove serre didattiche dell'Orto della Biodiversità. Il primo sito UNESCO nella città di Padova venne dichiarato patrimonio dell'umanità nel 1997 e oggi siamo qui proprio per presentare il nuovo piano di progettazione, perché da allora molte cose sono cambiate all'interno dell'Orto Botanico. E già nel 2014 l'Orto Botanico ha raddoppiato la sua superficie con le nuove serre della biodiversità, quindi le 5 serre della biodiversità. Abbiamo inaugurato anche quello che adesso è alle mie spalle, che è il Museo Botanico. Ora è stato presentato il piano di gestione 2025-2031, un documento che racchiude le azioni che verranno compiute nei prossimi anni dentro e fuori all'Orto Botanico. Il piano di gestione alla fine ha 24 diversi tipi progetti che si concretizzeranno nei prossimi 6 anni. Alcuni di questi appunto sono a livello delle nostre infrastrutture, altre invece sono azioni di interazione con diverse comunità. Giusto per menzionare qualcuna, appunto, ci sono una serie di attività per riuscire a coinvolgere di più quelle che sono ad esempio le comunità del territorio, che possono essere appunto i cittadini, come anche diverse associazioni che hanno degli scopi specifici con i quali abbiamo appunto iniziato un'interazione che continuerà nei prossimi anni. Confrontarci con il territorio, ma non solo, perché anche i rapporti con gli altri orti botanici sono fondamentali per la crescita. Migliorare le nostre attività di conservazione per rendere sempre l'orto botanico sempre fruibile e visitabile, ma anche aumentare il coinvolgimento di tutti i diversi tipi di comunità con le quali interagiamo, che sono gli studenti dell'Università di Padova, sono tutti i cittadini di Padova, sono tutti i visitatori che ci vengono a visitare, come anche la comunità di ricercatori che studiano le piante come noi. Si chiude così il telegiornale del Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo dopo la sigla, una buona serata, arrivederci.